Il governo regionale ha annunciato la sospensione della convenzione tra i siti archeologici e artistici e i comuni per la destinazione agli stessi comuni del 30% degli incassi. Fermento e opposizione ad Agrigento, città della Valle dei Templi. Ascoltiamo il consigliere comunale di Agrigento, Rinasce, e vicepresidente del Consiglio, Raffaele Sanzo. Ecco, questa è la Regione Sicilia, questo è il Presidente, questo i suoi assessori. Hanno disatteso una legge che diceva il 30% va ai comuni dello sbigliettamento, quindi se il comune incassa, se i templi incassano 1 milione, la legge prevedeva 300.000 al comune. Poi hanno detto no, fino al 30%, quindi chi decideva se era il 4, il 5 o il 6, il 7 era un funzionario della regione, teoricamente. Sappiamo che poi ci sono ragioni politiche sotto queste affermazioni. Adesso invece non è più nemmeno una somma da destinare. Il funzionario decide, non fino al 30%, se è necessario dare un contributo ai comuni. Siamo alla pazzia. Se il Presidente della Regione è impazzito, è bene che se ne vada e ne venga uno sano. Questa è casa nostra, il Presidente deve sapere che gli agrigentini non chineranno la testa. I templi sono del territorio di Agrigento, ci andiamo noi, come facevo io 50 anni fa, a pascolare insieme alle pecore, a prendermi un gelato sui templi. Non permetteremo che i funzionari della regione, la regione usino la Sicilia, usino la Valle dei Templi come un bancomat per i loro bisogni. Non piegheremo la testa questa volta. Gli agrigentini devono sapere e devono essere a fianco dell'amministrazione, perché questa è una battaglia di civiltà. È come se voi avete una casa, siete proprietari di una bellissima casa, io ve la gestisco, vi dico che vi do il 30%, dopodiché non vi do più niente. Questa è roba nostra, caro Crocetta, sappilo. E tutti i consiglieri regionali vogliamo vedere che posizione prenderanno rispetto a questo atto di spoliazione. Abbiamo già subito, Agrigento ha già dato, basta. Vogliamo rinascere e rinascere bene.